Stiamo raggiungendo il largo sempre sulla barca di Marinando, siamo a Marina di Ravenna. Abbiamo parlato prima con Sante di accessibilità turistica, un'accessibilità turistica in questo caso in barca ma anche in campagna, nei campi, nelle aziende agricole. Questo è stato uno dei nostri punti di forza fin da subito. Tutti gli agriturismi hanno sicuramente un grande attenzione a quello che sono tutti gli aspetti, voglio dire, della disabilità, quindi nelle nostre aziende sicuramente questa cosa è subito partita con il piede giusto e sicuramente uno degli aspetti anche più importanti nella mia azienda e per il quale i ragazzi di Marinando vengono da me, perché sicuramente trovano una struttura che comunque è consona alle loro necessità. E pensate anche che in campagna appunto si può girare dappertutto senza nessun tipo di problema. Di solito tutte le nostre aziende hanno tutti i vari percorsi, tutti sicuramente sempre molto attenti a quello che è l'inclusività e la sicurezza per tutte le persone che ci vengono. Col passato che hai da velista, tu sei riuscito a coniugare molto bene questi passaggi, quindi campagna, agriturismo, vela. Sai, è stato uno dei motivi per il quale poi dalla vela sono passato alla campagna, perché alla fine il contatto con la natura per me era importante. Sicuramente non avrei potuto pensare di affrontare una vita al di fuori del mare in città. È stata sicuramente quello che mi ha spinto di più a prendere un'azienda agricola, ristrutturarla e poi cominciare pian pianino tutto il mio percorso fino ad arrivare all'agriturismo. Anche tutto l'aspetto del sociale è stato sempre un aspetto che ho sempre molto amato, perché mi faceva sentire bene, perché ho avuto anche la fortuna tramite l'azienda agricola, l'agriturismo, di incontrare tante persone che mi hanno aiutato in questo percorso. Senti, questo è adesso c'è un aspetto anche agonistico, no? Lo accennava prima Sante con Marinando 2, no? 2.0 per la verità, 2.0, quindi si entra in un campo, uno step successivo, no? Quello di fare anche, di competere, no? Con altri e mettersi alla prova anche con delle gare vere e proprie. Sai, la competizione penso che per tutti noi sia una cosa importante, perché ci può fare crescere, e quindi anche per Sante e per tutti gli altri ragazzi, per Luca, essere riusciti addirittura a passare da un discorso puramente turistico della barca, arrivare fino alle regate, è un passaggio che li ha spronati ancora di più e penso che addirittura riusciranno ancora di più a fare tante cose, perché la competizione, la regata in particolare, crea soprattutto una cosa molto importante, il concetto di squadra, cioè di aiutarsi l'uno con l'altro e alla fine di riuscire a vincere tutte qualsiasi sono le possibili disabilità che ci possono essere sulla terra. Allora, adesso raggiungo Luca e voglio ascoltare anche un po' la sua esperienza, il suo approccio con la vela. Luca, tu eri velista anche prima? Ero velista anche prima. Quindi hai già un'esperienza. Ma della vela però non sei un neofita, No. Il concetto di lavorare in squadra, sì. No? Quindi creare un gruppo, questo è importante, specialmente a chi fa vela, no? È importante perché comunque la barca è un mezzo che si conduce in squadra, in equipe. Ognuno ha la sua mansione, la sua posizione e di conseguenza è un lavoro di squadra. Se il rapporto manca la barca non va bene, non va. Oppure si rischia anche. Si rischia anche, esatto. Senti, il tuo rapporto con la campagna, visto con l'agriturismo, con l'aspetto anche sociale all'interno di una fattoria, di un'azienda agricola. È un continuo, come diceva Massimo prima, dello stare a contatto con la natura. Quindi anche lì in agricoltura ci sono dei lavori di squadra. Hai detto bene, anche l'agricoltura necessita di lavori di squadra. Sì, perché quando hai dei vigneti, dei frutteti, devi avere una squadra che collabora e lavora
a un determinato ritmo, quindi non è una cosa analoga alla barca a vela, chiaramente, perché in una barca a vela sei in uno spazio ristretto, quindi bisogna rispettare gli spazi di ciascuno. In campagna invece sei molto più libero, però c'è un'analogia anche con la campagna. Cos'è stato fatto adesso tecnicamente? Tecnicamente è stata fatta una virata e poi si è proseguito per prendere un'andatura all'Asco. Quando uscite, mediamente quanto tempo state per mare? Allora, per le uscite diciamo sono di 3 ore più o meno, diciamo non c'è mai un orario fisso, in quanto poi dipende molto anche dalla situazione meteorologica, da anche le persone come stanno in mare, insomma, quindi se si creano quei bei presupposti come spesso accapita ci si sta anche di più, insomma. Comunque indicativamente stiamo parlando sempre di uscite di 3 ore più. Episodi particolari che ricordi in mare, insomma, paure o qualche contrattempo meteorologico? Allora, diciamo così che sicuramente proprio per nostra filosofia di lavoro cerchiamo sempre di ridurre al minimo i rischi e quindi di uscire in sicurezza il più possibile, quindi diciamo l'aspetto meteorologico è sicuramente un aspetto che analizziamo con molta attenzione e diciamo situazioni in cui ci siamo trovati di essere usciti e di trovarci veramente in difficoltà non ne abbiamo mai avuti. Diciamo che può esserci delle condizioni meteorologiche dove non tutti magari tollerano, faccio un esempio, il classico onda lunga o onda di risacca, che magari può dare qualche fastidio, però credo che faccia parte anche dell'equipaggio saper gestire anche questi aspetti emozionali, perché poi ci sono tecniche che noi mettiamo in campo quando vediamo che un soggetto comincia ad avere i primi sintomi di malessere legato al mare, cerchiamo sicuramente di coinvolgerlo sempre di più in ruoli anche importanti, in modo tale che toglie la sua attenzione al malessere per metterla nella conduzione della barca, e questo è uno strumento che spesso funziona, non sempre, però diciamo che il nostro obiettivo è comunque che alla fine l'uscita sia gradevole, insomma, sia un bel ricordo. Massimo, c'è il mal di mare, ma il mal di campagna c'è, il mal di terra esiste? Certo che esiste, ci mancherebbe altro, però anche quello è superabile, basta una buona bottiglia di vino e passa tutto. Ma una cosa che mi volevo rilanciare invece sul discorso dell'agricoltura, sapete cos'è? Guarda, un ricordo di prima del Covid, quando le scolaresche venivano a Fiotti a trovarci, voglio dire, in campagna, dove si facevano dei bellissimi percorsi didattici. Mi ricordo una scolaresca dove c'era un ragazzino, 12-13 anni, che era terrorizzato dagli animali, tanto che addirittura l'anno precedente erano stati in un'azienda agricola, appena aveva visto le mucche si era subito irrigidito e addirittura avevano dovuto chiamare i genitori. Noi facciamo un percorso, ad esempio, di pet therapy con i cani, a proposito sempre del discorso così, no, dell'inclusione e queste cose qua, e quindi utilizzavo anche i miei cani del mio allevamento anche con i ragazzini delle scuole elementari e medie. E ha funzionato? E ha funzionato, dopo pian pianino, l'approccio è stato molto light con i cani, e tanto che a un certo punto il ragazzino ha cominciato addirittura a carezzare il cane e a stare con lui, tenerlo al guinzaglio, tutte queste cose qua. Quando che dopo la mamma, dopo un giorno, mi telefonò e mi disse: guardi, la devo ringraziare perché mio figlio ha cambiato veramente approccio nei confronti degli animali. Questo è uno dei grandi aspetti, voglio dire, lavorare nell'agriturismo, dare la possibilità, voglio dire, a tutti di poter venire, di potersi approcciare in un ambiente molto tranquillo, ecco. Insomma, l'aspetto sociale dell'agricoltura. Una cosa che accomuna chi va a vela, chi va in barca con l'agricoltura è il vino. In barca non manca mai. Assolutamente, e il buon vino soprattutto, vino, salami e formaggi, e chiaramente tutte delle nostre aziende, dei nostri agriturismi, delle nostre aziende di spesa in campagna.
Fra le cose, qui in Romagna abbiamo degli ottimi vini e soprattutto negli ultimi anni abbiamo anche degli ottimi spumanti. Dovete sapere che lo spumante con le sue bollicine crea quel piacevole senso di leggerezza che si ha anche in barca, quindi ben venga sia il vino che tutto il resto. Senza esagerare, altrimenti si possono sbagliare le manovre poi. Guarda, fate cose, questa è una considerazione che faccio. Negli ultimi anni giustamente anche in mare c'è la possibilità per la Guardia di Finanza, le polizie competenti di utilizzare i sistemi per controllare l'alcol test. Con l'alcol test repito le persone, quindi mi raccomando, si può bere ma con moderazione, ma soprattutto si può bere in banchina. Quando si è rientrati? Quando si è rientrati. Abbiamo parlato di questa esperienza che è molto interessante, anche molto inclusiva direi. A questo punto però siamo giunti al termine insomma, di questo nostro racconto, perché è stato un racconto anche di un'esperienza e di esperienze. Noi salutiamo Sante, ciao Massimo, anche l'equipaggio, Manuela, Luca, perché continuiamo con la nostra... Dei grandi. E i ragazzi che sono sul gommone che ci hanno aiutato. E Marco che ci hanno aiutato per le riprese, esattamente. Bene. E al prossimo progetto in agriturismo, turismo verde. Con turismo verde magari, perché no? L'impegno in mare e in campagna degli agricoltori è un'attività che rientra all'interno del settore primario, quello che vi raccontiamo tutte le settimane con testimonianze, esperienze e progetti. Vi aspettiamo la prossima settimana, noi ci saremo. Nella grafica trovate tutti i nostri riferimenti anche social. In collaborazione con